Il 19 settembre partirà la prima edizione di FVG Bike Trail, manifestazione di cicloturismo non competitiva dedicata agli amanti dell'avventura su due ruote. A scelta di ogni partecipante due percorsi ad anello di 490 km e 190 da percorrere secondo il proprio ritmo, organizzando in autonomia soste e pernottamenti. L'evento conta già oltre 400 iscritti, per la maggior parte provenienti da fuori regione, e la maglia ufficiale della corsa firmata dall'artista friulano Gianni Borta è già sold out. Dalle colline di San Daniele fino al litorale di Lignano, passando per Venzone, Gemona, le valli del Torre e Natisone, i colli orientali, Cividale, Palmanova e Marano Lagunare. Stiamo spingendo moltissimo in questi anni, stiamo promuovendo il brand, ma stiamo soprattutto promuovendo la nostra regione. Manifestazioni come quelle che andremo a presentare oggi sono delle manifestazioni che ci aiutano a far conoscere quelle perle che la regione Friuli Venezia Giulia ha, magari meno conosciute rispetto alle note località. Ogni partecipante può decidere in assoluta libertà quale percorso affrontare, quando partire. Le date di partenza previste vanno dal 19 al 21 settembre e sono selezionabili in fase di iscrizione. Quanto pedalare, dove sostare. La traccia del percorso scelto in formato GPX verrà fornita dall'organizzazione poco prima della partenza. Punto di partenza e di arrivo per entrambi i percorsi è l'esclusiva location di Villa Manin di Passariano, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto, bici compresa. Esattamente, è un progetto che nasce all'interno di un'agenzia di comunicazione che ha l'obiettivo di promuovere il lato più autentico ed intimo del Friuli Venezia Giulia, una terra alla quale siamo assolutamente legati, e ci fa molto piacere poter presentare oggi questo evento alla sua prima edizione, che ci auguriamo ne abbia tante altre a seguire. Un evento che si sta rivolgendo ad un target molto ampio, infatti ci fa molto piacere anche il coinvolgimento da parte di quelli che sono appassionati esteri, oltre che provenienti da fuori regione, a testimonianza di quello che è sicuramente una tendenza crescente nel mondo del cicloturismo.